Non ho gettato la spugna, ma ho solo rivendicato la mia libertà. A dirlo l'avvocato Nicola Grillo, già proposto come candidato sindaco di Agrigento, che in una lettera spiega a chiare lettere che la sua candidatura, dice, non può vedere fuori il PDL, che rappresenta per questa città un elemento di rilievo nel panorama politico locale. Ho dichiarato, prosegue pubblicamente, che la partecipazione del PDL in questa avventura elettorale sarebbe stata una condizione indispensabile per lo scioglimento delle riserve, al solo fine di mettere al primo posto i bisogni reali dei cittadini agrigentini, affrontando gli atavici problemi del comune. Il coinvolgimento dei principali protagonisti della politica nazionale e regionale, infatti, avrebbe tolto a tutte le forze politiche ogni alibi rispetto agli irrisolti problemi di Agrigento. Grillo evidenzia poi di essere rammaricato e dice ancora: mi dispiace constatare che la mia città, per il solo volere monocratico di un esponente locale dell'MPA, intende riconsegnare Agrigento nelle mani di chi l'ha condotta nella condizione di degrado in cui si trova. Non ho mai fatto politiche, non ho mai avuto ambizione di ricoprire cariche nell'ambito di partiti o parlamenti di vario livello. Ho offerto la mia disponibilità a ricoprire la funzione di sindaco nella consapevolezza che avrei dovuto ridurre il tempo da dedicare al mio lavoro e alla mia famiglia, ma ero ben disposto a compiere questo passo per mero amore della città nella quale sono nato, nella quale opero e nella quale vorrei vedere tornare i miei figli. In un momento di profondissima crisi, aggiunge Grillo, i cittadini non guardano e non vogliono rispettare più le logiche di partito, ma mirano al loro interesse, che è fondamentalmente quello di vedere la comunità tesa a conquistare quella normalità che non ha potuto avere. Grillo conclude poi la sua lettera evidenziando di aver rifiutato offerte allettanti, arrivate anche a fronte del veto espresso dall'MPA locale. Poi i toni si fanno più pungenti e diretti e conclude: ad Agrigento non si assiste a un agone politico ma ad un cortile. Spero che il tempo dia ragione alle mie idee e che gli agrigentini considerino la fermezza e i motivi della mia posizione e la bontà del mio progetto, concreta occasione di significativo cambiamento.